una bella giornata perché Udine Mercati è riuscita a firmare questo accordo, sono ingaggiati tutti i grandi operatori, per loro è un onere ma anche un onore perché alla fine è un'opera di beneficenza e di inclusione. È stato firmato il primo storico accordo in Italia che punta a ridurre lo spreco alimentare e a portare cibo ancora buono nelle mani di chi ne ha più bisogno. È bello farlo in un momento come questo del Natale, un aiuto soprattutto sotto il profilo alimentare è molto bello, è molto positivo per le imprese che si sono prestate a questa iniziativa. Grazie al supporto della Fondazione Friuli, che ha contribuito all'acquisto di un mezzo refrigerato, più volte a settimana gli operatori del banco alimentare ritireranno prodotti ortofrutticoli che, pur essendo ancora ottimi per il consumo, non possono più essere venduti. Questi beni verranno immediatamente distribuiti alle associazioni caritative che sul territorio regionale assistono oltre 40.000 persone. Non possiamo nasconderci dietro un dito come comunità. Ci sono tante persone che non stanno bene e quindi mettere a disposizione attraverso i nostri concessionari che hanno aderito a questa iniziativa, a disposizione frutta e verdura che non riesce a essere venduta sui mercati a favore di persone deboli del nostro territorio, credo che sia veramente non solo natalizio ma uno spirito corretto anche di gestione dell'amministrazione pubblica. I subconcessionari coinvolti si impegnano a cedere gratuitamente i prodotti idonei al consumo, mentre Banco Alimentare garantisce ritiro, gestione e distribuzione secondo le regole previste dalla legge. Abbiamo colto subito la proposta di stipulare un po' un accordo con Udine Mercati, che è l'hub un po' per quello che è l'ortofrutta, per poter aumentare anche questo tipo di prodotti che noi potremmo recuperare, in quanto attualmente è solo l'1% di quello che riusciamo a recuperare e a distribuire, quindi per noi è un'opportunità grossa. Spero e mi auguro, anzi sono sicuro che questo inizio sarà fruttuoso per tutti, soprattutto per chi ne ha bisogno. Insomma.